Oggi la gente ha fretta e chiede veicoli sempre più rapidi. Questo treno modernissimo ha per nome una sigla ed è il più veloce d'Italia. Lo ammiriamo, ma un po' della nostra simpatia va anche ai piccoli, placidi trenini ancora sopravvissuti. Anche questo era modernissimo nel 1881. Fa servizio fra Bari e Barletta. Fuma molto, ha sempre fumato, eppure è ancora vegeto alla sua età veneranda. Trotterella davanti al semaforo. Che aspettino le macchine? Per loro è facile frenare o riprendere velocità. Non hanno 74 anni suonati. Villani questi ciclisti. Va bene, arriveranno prima, ma c'è senso a correre così? Anche questa volta ce l'ha fatta a compiere il suo viaggio. Arriva su un viale, come si usava una volta. Per i passanti è un vecchio amico quasi puntuale. Il Golfo di Napoli appare così ai viaggiatori che sbucano da una galleria della Cumana. Anche questo è un placido trenino che arranca volenterosamente scoprendo a poco il paesaggio. Per cambiar quadro fa delle lunghe dissolvenze in galleria. Sempre a Napoli, ecco la Circumvesuviana, che passeggia attorno al più celebre e fotografato dei vulcani. Punto d'arrivo Pompei, le cui antiche rovine mostrano l'aspetto tragico del Vesuvio. Per Sorbolo, Guastalla, Luzzara? No, non si cambia. Se uno ha pazienza, sale a Parma e arriva fino a Suzzara. È il trenino di Don Camillo. Ferma anche a Brescello, il paese immortalato dalle avventure di Peppone e del suo parroco. Ansima per la grande pianura, forse ha paura di doverla percorrere tutta. Sfiora il Po lento e grigio, fiancheggiato dalla sua guardia d'onore di pioppi. Queste terre piatte le conosce a memoria. Se mai gli concederanno le ferie, le trascorrerà in montagna. Certo, in montagna è un'altra cosa. Sull'altipiano di Asiago s'arrampica una tra le poche cremagliere a vapore esistenti. Forse è per lei che Regazzoni scrisse la celebre poesia nostalgica delle locomotive che vogliono andare al pascolo. La vacca guarda. Uno dei grandi letti dei bravi ruminanti è di fermarsi in estasi davanti ai treni in corsa. Scusi, avremmo fretta. Dite a me.
bene se la prendete su questo tono. La cremagliera Stresa-Mottarone impiega 1 ora e 45 minuti a percorrere 10 chilometri. Può sembrare molto, ma nel prezzo del biglietto sono compresi il Lago Maggiore, Stresa, le Isole Borromee. Tutto uno spettacolo visto sotto il suo aspetto più suggestivo. Aumentare l'andatura sarebbe un vero peccato. La più lunga funicolare d'Europa sale ai 1400 metri della Mendola, tra il verde dei boschi. È come un balcone in lento movimento ascensionale affacciato sulla valle dell'Adige e sulle Dolomiti. Renon è l'altipiano del silenzio. Il solo mezzo per arrivarci è la cremagliera che parte da Bolzano e s'arrampica senza turbare la serenità del paesaggio nell'antica quiete dei pascoli e dei boschi. Un trenino da fiaba in un paesaggio da fiaba. Ma anche i vecchi trenini vanno in pensione. C'è andato il più celebre di tutti, il Gam de Laine, che i milanesi consideravano parte insostituibile della loro città. La ruggine ne mangia i resti lasciati in melanconico abbandono. Qui non c'è posto per malinconia. I giovani non pensano a chi va in pensione, questi giovani poi. E se si sono vestiti così per salire sul trenino della Val Gardena, come si vestiranno per scalare le montagne a piedi? Eccolo il trenino. Parte da Chiusa e arriva a Plan, 32 chilometri in circa 3 ore. Ma con la musica sembrano meno. Oggi chi viaggia in fretta raramente ha modo di guardarsi attorno. È quindi comprensibile la nostra preferenza per mezzi di locomozione dai quali possiamo ammirare con calma un mondo che continua ad essere bello anche quando noi non ce ne accorgiamo più. Abbiamo voluto rendere omaggio a questi lenti, cari veicoli prima che spariscano del tutto. Addio, vecchi trenini.